Amici, eccomi qua amici, sono lo zio Max. Amici, allora oggi faccio vedere come lo zio Max, 75enne allo sbaraglio, si prepara il suo pranzo giornalmente. Adesso metto lo scolapasta. Adesso qua sto preparando, vedete? Sto preparando adesso, ho messo un po' di pomodoro e le carote perché avevo delle carote, se no mi andavano a male, e ci faccio una bella frittata di carote. Qua ho già fatto tutto, ci ho messo gli odori, l'uovo, un po' di farina di Gran Turco per renderla più come si dice, sostanziosa. Adesso qua scogliamo gli spaghetti, amici, Mo qua scolo gli spaghetti, state attenti, settantenni e ottantenni rincoglioniti, perché quello siete e quello rimarrete per tutta la vita, fino alla morte. Allora, adesso andiamo, amici, adesso andiamo a scolare la pasta, alziamo un po' la videocamera, così si vede meglio. Amici, mo scolo la pasta, state attenti, Attenti, settantenni, ottantenni rincoglioniti, a parte che siete rincoglioniti pure a 50 anni, però scoliamo. Adesso qua mettiamo un piatto e dopo prendo il sugo e il ragù che l'ho già preparato. Amici, scotta, qua oggi c'è pure caldo, scotta, amici, qua scotta tutto. Voilà, scolare, Voilà, mi ha avanzato un pezzo qua. Me ne è avanzato un pezzo pure di qua. Amici, mi sono perso qualche spaghetto per strada. Voilà. Ok. Adesso mettiamo al vino. Mettiamo qua e andiamo a prendere il sugo, cari amici, questo lo mettiamo qua. Amici, vado a prendere il sugo? Ecco amici, sto qui, sto qua, amici, sto qua, Adesso mi riprendo da questa parte, così, va bene così, speriamo, spero di sì, forse così è ancora meglio, sì, direi di sì. Amici, adesso mettiamo il sugo, aspettate, mi serve il cucchiaio, il ragù l'ho fatto ieri, voilà, ci mettiamo il ragù. Agli spaghetti numero 5, quelli grossi, non fate gli spaghettini. Spaghetti numero 5, Ecco. Bene, ma avanza il sugo anche per domani che ci farò i maccheroni. Voilà, direi che ci siamo. Ecco amici. E voilà, adesso lo rimetto in frigo. Amici, vado a rimettere in frigo questo, Mi segue la telecamera, La videocamera mi segue, Facciamo che mi segue, se non mi segue, se no, ecco. Amici, rimetto in frigo questo, Voilà! Voi che siete vicino agli 80 anni, che non vi sapete fare neanche un piatto di minestra, ma neanche il caffè sapete fare, non vi sapete fare neanche il caffè. Bene amici, adesso io qua giro il sugo, qua, vediamo, oh yes, giro, piano piano, intanto così si amalgama. Ecco amici, ho già fatto del casino, ho già sporcato tutto, mi è già cascato del casinoro.
Ecco amici, dopo vi faccio vedere come si prepara la frittata di carote. Carote, ci ho messo del pomodoro fresco, ecco, voilà. Poi ci vuole questo che gira meglio, è il cucchiaio da legno. Amici, ci vuole il cucchiaio di legno, non so se si vede qua, si vede? Ma si vede qua? Ah, non lo so mica, io credo di sì. Cucchiaio di legno, dopo una spolverata di parmigiano che l'ho già grattugiato. Bene, fammi vedere un po' qua se questi spaghetti sono cotti. Quasi cotti. Amici, adesso questo qua si finisce perché l'ho lasciati al dente in modo che si amalgano col sugo, quindi l'ho lasciati leggermente al dente. Adesso qua aspettiamo, amici, devo tirare via quella roba lì dal lavello. Voilà. Sono ancora due spaghetti. Due spaghi. Boh. Voilà. Mettina pulitina, bisogna pulire qua, Quando si lavora in cucina bisogna essere puliti, se no so cavoli amari. Allora adesso faccio solo vedere come si fa la frittata. Adesso dovrebbero quasi essere cotte qua le carote. Potevo mettere anche la cipolla ma non ce l'ho messa. Amici, state attenti, che qua è alta cucina, Chef stellato, Qua si sta a parlare con uno chef stellato, 5 stelle Michelin. Ciao lo zio Max, sei 5 stelle della Michelin. Allora. Voilà. Invece adesso giro che c'è la farina di mais anche dentro. Ce l'ho messa apposta, forse un po' d'acqua. Allunghiamolo con un po' d'acqua. Amici, questo qua sono 6 uova. Più ci ho messo la farina di mais, ci ho messo gli odori. Voilà. Amici, ve lo faccio vedere così, piano piano, così, piano piano. Ecco. Voilà. Ecco. Ecco amici. Dopo ci mettiamo il coperchio e dopo alla fine vedremo quando è pronta, Qua e là. Ecco. Dopo diventerà una bella frittata, bella spessa. Bene amici, adesso metto il coperchio e aspetto la cottura. Bene amici. Bene. Direi che ci siamo. Mettiamo qua, dice Pippo, sta al fresco, vedete? Lui sta lì sotto, mi tiene sotto controllo. Sta al fresco sul pavimento,
parmigiano l'ho grattugiato per gli spaghetti, la frittata, il pane ce l'ho, la baguette, l'acqua, acqua minerale naturale. Bene amici, adesso aspetto che si cuociono bene gli spaghetti perché li ho tirati fuori al dente proprio per farli amalgamare con il sugo. Così me li ripasso in padella bene bene, così fa la fine della cottura, E qui aspettiamo la frittata, la frittatina di nonno Dezio Macchese. Va bene, adesso qua ci vuole solo un po' di pezzone. Bene, adesso mi fermo. Amici, è ora di passare all'attacco. Allora, vediamo. Amici, gli spaghetti sono pronti per me e per Pippo, Anche per Pippo, anzi adesso ne mettiamo un po' a Pippo, ne mettiamo un po' per Pippetto, vediamo, così si raffreddano. Voilà. Ecco, li metto qua così si raffreddano, se no Pippo si brucia la lingua, che lui li mangia tutto di un fiato. Ecco qua, amici, ecco, voilà, adesso glielo metto qua, ecco, amici, un po' di fromage, un po' di formaggi, voilà, e voilà, e va qua. Amici, m'hanno provocato e io non me li mangio tutti, non tutti, li lascio anche un po' per stasera, se no sono troppi. Alla salute di chi mi vuole male possa crepare in questo momento. Buoni! Amici, cotti al dente al punto giusto, con lo zio Marco se non si sbaglia mai. Voilà! Amici, continuo, ci vediamo più tardi con la frittata. Amici, allora qua andiamo a vedere la frittata se è pronta, adesso chiudo. Amici, 75 anni, 80 anni che non sapete fare neanche un caffè. Allora qua adesso lo zio Macchese oggi sta facendo vedere come si svolge la sua attività culinaria tutti i giorni. Quindi questo è un esempio. Ecco, allora voi ottantenni, 75 anni come me, che non sapete fare niente, neanche lavate un paio di calzini o un paio di mutande, guardate, imparate, se non volete imparare andate a mangiare al ristorante, se avete i soldi. Ecco amici, allora questa è la frittata, vedete? Ma avete visto che spettacolo? Adesso io ci ho messo le carote perché avevo delle carote che altrimenti mi andavano a male se le tenevano ancora in frigo. Ecco, adesso io le metto nel piatto qua, dopo le taglio a fette, adesso aspetto che si raffredda un po', così si indurisce un pochettino, Bene, cari amici, quello l'ho mangiato, quello l'ho fatto, quell'altro l'ho fatto. Bene amici, basta, per oggi diciamo che è finita la giornata. Dopo, cari vecchi rincoglioniti, perché quello siete e quello rimanete, mangiate qualche noce, che sono piene di antiossidanti e tante altre sostanze benefiche, e mangiate qualche mandorla. Avete capito? Che queste qua sono piene di antiossidanti che fanno bene alle cellule, capito? Rincoglioniti, vecchi rincoglioniti che siete la vergogna
della mia categoria? Mi fate vergognare pure a me, non sapete farvi neanche un caffè? Io non lo so, se non è una vergogna così. Ah, guarda che c'è. Ah, interessante. La febbre del sabato sera, cari amici. Va bene amici, vi saluto. Come si dice, quello che dovevo dire l'ho detto. Se vi sta bene, se non vi sta bene, a me va bene lo stesso. Ciao amici di Facebook, della rete, ciao! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, io sono un italiano vero.